Un nuovo format TV per promuovere le imprese artigiane del territorio su Televideo Agrigento si intitola Mestiere Artigiano ed è prodotto da Confartigianato Imprese Agrigento. Andrà in onda ogni sabato dopo i TG di TVA a partire dal 1° di aprile. Si tratta di una nuova rubrica il cui sottotitolo Agrigento Terra di Mestieri rende bene l'idea dei temi che verranno trattati nelle singole puntate. Sarà un viaggio nelle varie località alla scoperta di micro e piccole imprese artigianali che operano nei loro territori con passione e orgoglio e che fanno dei loro prodotti eccellenze agrigentine. Da Sciacca a Cammarata, da Agrigento a Porto Empedocle, Mestiere Artigiano andrà alla ricerca di quelle eccellenze poco conosciute. Il format proporrà settimanalmente la visita ad un'impresa artigiana e collateralmente ospiterà in collegamento vari personaggi più o meno noti, tutti comunque legati sempre al mondo dell'imprenditoria, che risponderanno alle domande dello studio e analizzeranno di volta in volta i vari aspetti del mondo artigianale. A volere fortemente il format televisivo è stato il presidente provinciale di Confartigianato Imprese, Gian Onofrio Pagliarulo, che presenterà l'iniziativa e anticiperà i temi trattati nelle varie puntate, spiegando le finalità di questa nuova rubrica televisiva realizzata in collaborazione con Televideo Agrigento. Ho cercato di raccontare 10 storie di successo di artigiani e di piccole imprese del territorio, e il format dura 10 minuti. È abbastanza innovativo perché è praticamente diviso in due parti. La prima parte in cui si racconta la storia imprenditoriale, non l'azienda o i prodotti, ma proprio la storia dell'imprenditore, perché la cosa più interessante è quella. E poi una seconda parte in cui prendendo spunto dalla storia raccontata, facciamo delle interviste, due domande poniamo, e abbiamo scelto anche degli interlocutori che sono degli esperti del settore a livello nazionale, proprio per significare come le aziende del territorio sono in connessione con il resto del paese, perché alcune volte sembra che siamo Agrigento, passa un po' per essere troppa periferia, cioè sembra il Burundi, e quindi noi abbiamo cercato di mettere in risalto questo, proprio per far vedere come in fondo le problematiche raccontate da questi imprenditori sono poi comuni in tutto il resto del paese. Sono storie veramente molto interessanti, alcune veramente storiche, perché secondo me anche noi siamo rimasti diciamo abbastanza colpiti da quante generazioni si sono tramandate. E poi altro invece, una cosa interessante sono i giovani. Guardate, noi parliamo spesso dei cervelli in fuga. Io sono uno che per lavoro però giro parecchio, e vi posso garantire che dovunque ho trovato italiani che poi non hanno avuto grande fortuna. Di quelli che ho trovato il 10% hanno avuto fortuna, il 90% fanno i camerieri a Londra, li avrebbero potuti fare qui in Italia. E invece ci sono dei giovani qui in provincia che si stanno reinventando, innovando completamente. Per esempio noi raccontiamo la storia di fotografi che hanno creato un'app e praticamente ora hanno 9.000 clienti fotografi in Europa e 42 milioni di fotografie, gestiscono 42 milioni di fotografie. Questo è un dato al 31/12. Sono di Agrigento, non li conosce nessuno. Il nostro obiettivo sono esattamente due. Il primo è stimolare un po' la società civile agrigentina a conoscere di più la propria provincia, quindi andando anche in giro a conoscere queste aziende. E poi il secondo invece è stimolare gli imprenditori a raccontare se stessi, perché c'è anche un problema in questo senso, no? Molti che si preoccupano di raccontare, hanno paura a raccontare le proprie esperienze. Questo è un problema che bisogna superare.
Il programma andrà in onda ogni sabato, ricordiamo, al termine di ogni edizione del telegiornale di Televideo Agrigento sul canale 92. In Sicilia le puntate potranno essere seguite anche in streaming su www.televideoagrigento.tv.